Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te, ultima puntata. Questa è la storia di Laura. Si rivolge a Maria perché i suoi figli non la vogliono più né sentire né vedere, perché lei ha lasciato il padre per andare a vivere con l'uomo che ama. Il suo matrimonio è durato 14 anni, un matrimonio felice. Dopo, Laura si accorge che in tutto questo periodo sono cresciuti come genitori ma non come coppia e capisce di non provare più nulla per il marito. A casa di un'amica incontra il suo attuale compagno. Inizialmente inizia una relazione clandestina che rifiuta subito dopo per i sensi di colpa. Decide di riprovarci con il marito e rimane incinta del terzo figlio e mentre era incinta al 7° mese viene a galla il suo tradimento e così lei alle strette lascia il marito e i figli e va a vivere col suo nuovo compagno. I figli studio non riescono a perdonarla. Nonostante la madre gli dica che non riesce a vivere senza di loro e che loro sono la sua vita, i suoi 2 figli non si sentono pronti a un riavvicinamento. Maria insiste, facendogli capire che Laura è una donna che si ritrova sposata con un marito che non amava più. Pertanto ha lasciato il loro padre ma non i suoi figli. Ma i figli dicono che ormai si sono abituati a vivere senza la madre. Maria poi dice: io non mi permetterei mai di giudicarvi come 2 figli ingrati, ma vi ho solo voluto spiegare che mamma vi vuol bene. Voi siete liberi di recuperare un rapporto anche se mamma ha sbagliato. E ricorda ai figli che è stata una buona madre per tanto tempo e può esserlo ancora anche se si è innamorata di un altro. Ma niente da fare, i figli chiudono la busta. Niente lieto fine per questa famiglia. Voi cosa ne pensate? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!